all'insegna della polemica con le associazioni remiere che domani non saluteranno con l'alzaremi le autorità cittadine per denunciare l'inerzia della politica di fronte al problema del moto ondoso. Il sindaco Brugnaro con l'ex assessore Boraso diventano protagonisti a sorpresa di uno spettacolo di burattini allestito questa mattina a Mestre al quarto presidio di Ambiente Bene Comune di Michele Boato. Contro sbandati e degrado a raddoppiare il personale del SERD, servono almeno una trentina di operatori ed educatori in più, così dal flash mob di stamani a Marghera contro la criminalità legata allo spaccio. Tra le emergenze sociali, in primo piano la questione abitativa, il dramma raccontato in prima persona da Donatella, 56 anni di Marghera, uno sfratto alle porte e uno stipendio di soli 200 euro al mese. Autotrasportatore di 67 anni di Spinea muore in un incidente in Piemonte, stava effettuando delle consegne per una ditta di Asseggiano quando è finito contro un furgone lungo la A7. Giuseppe Tornatore esalta il ruolo della Mostra del Cinema di Venezia nel panorama del cinema mondiale, quest'anno qui al Lido con il ruolo di giurato del concorso per Venezia 81. È il campo di battaglia di Gianni Amelio, il primo film in concorso all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, nella giornata anche di Jude Law e dell'attesa domani per George Clooney. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque le polemiche che sfoceranno domani con la regata storica. Le associazioni remiere hanno annunciato che domani non saluteranno con il tradizionale alzaremi le autorità cittadine per denunciare l'inerzia della politica di fronte al problema del moto ondoso. L'anno scorso era stata una regata un po' vivace dal punto di vista delle richieste che erano state espresse per il moto ondoso. A distanza di un anno cos'è cambiato? La frase più sintetica sarebbe assolutamente nulla, o meglio, è cambiato in peggio un po' tutto. Davanti al palco delle autorità della scorsa regata storica, centinaia di vogatori del corteo sportivo avevano indossato maschere nere per denunciare l'assenza di politiche contro il moto ondoso e a tutela di Venezia. Un anno dopo, le 41 associazioni di voga, vela e piccole imbarcazioni a motore che aderiscono al gruppo Insieme torneranno ad esporre ancora una volta striscioni e bandiere contro il moto ondoso. Non faremo nessun alzaremi davanti alla macchina, cioè queste, le forze politiche, mettiamo tutti, non si meritano l'alzaremi. Cioè riconosce che non stanno facendo nulla. Cioè quando faranno qualcosa ricominceremo a fare l'alzaremi. Al momento non c'è un motivo per farlo. L'unico alzaremi sarà tra San Tomé e il Ponte di Rialto, in onore di Palmiro Fonger, il re del remo scomparso questa settimana. Le società remiere tenteranno inoltre di parlare col ministro Salvini, al quale hanno scritto una lettera aperta. Denunce, manifestazioni e prese di posizione sul tema si susseguono da anni. Il 14 novembre 2023 furono convocati per la prima volta a Mestre gli stati generali del moto ondoso. A quasi 300 giorni le remiere sostengono non sia ancora fatto niente, anzi canali e laguna sono lasciati ancora più in balia del traffico. Qui ci sarebbero i 5 km all'ora, vanno tutti a 10, 15, non c'è... Quando una barca fa la schiuma bianca vuol dire che sta andando oltre l'onda, oltre che a produrre un pericolo alla navigazione, produce anche un danno alla città. È come se in terraferma avessimo delle macchine che entrano nelle strade piccole e buttano via le pareti, le cose, le disfano, e probabilmente qualche intervento lo faremo, qui no. L'aumento esponenziale del traffico, peraltro all'80% legato al turismo, col quale cresce di pari passo, produce un danno continuo a Venezia. È un costo, perché aggiustare una riva, ormai siamo a 15.000 euro al metro, sono 15 milioni a chilometro, si fanno un'autostrada con 15 milioni a chilometro. Per aggiustare una riva, il canale diventa 30 milioni, cioè non sono spese da poco, e chiedere i soldi e non fare nulla per ridurre invece questo impatto, che deriva chiaramente dal numero di barche, dal tipo di onda che fai e dall'accumulo di... Le ore di moto negli ultimi 20 anni sono più che duplicate. E la capogruppo di Forza Italia Deborah Onisto propone la creazione di una struttura comunale ad hoc per combattere il moto ondoso in attesa che il governo omologhi sistemi di controllo di velocità delle barche. Organizziamo un ufficio, una struttura ad hoc in maniera tale che si possa urgentemente mettere in atto delle azioni che siano
efficaci in attesa del provvedimento nazionale. Il provvedimento nazionale contro il moto ondoso che si attende a Venezia è l'omologazione da parte del governo del sistema SISA per la rilevazione della velocità delle barche e la possibilità di sanzionarle automaticamente. Solidale con la protesta delle remiere, Deborah Onisto, capogruppo di Forza Italia in Comune e presidente della quarta commissione consiliare, che si occupa tra l'altro di traffico acqueo, propone intanto un'azione forte del comune, oltre agli interventi della polizia locale. Azioni sistemiche che possono in qualche maniera dare un minimo di ordine alle imbarcazioni in laguna. Manca la sensibilità da parte di coloro che la usano e la città ovviamente non ce la fa più. Solidale con le remiere per una soluzione del problema anche la capogruppo di Fratelli d'Italia Maica Canton, che intende sgombrare ogni dubbio su quanto intendeva quando si è augurata che la regata storica non fosse sfregiata dai soliti contestatori che approfittano dell'evento. Noi siamo con le remiere rappresentano un'importantissima istituzione per la città di Venezia e per le sue tradizioni, quindi assolutamente vanno tutelate. La mia dichiarazione dell'altro giorno non era relativa a questo, ma auspicavo che non ci fossero strumentalizzazioni politiche durante un evento così importante come la regata storica. Il sindaco Brugnaro con l'ex assessore Boraso diventano protagonisti a sorpresa di uno spettacolo di burattini allestito questa mattina a Mestre. Ma perché così vestito a righe? Sei a divisa da gondoliere. Ah, sì. È un repertorio più allegro? Mi nascondi qualcosa? Attento, proprio timoraccio. Proprio non me l'aspettavo. Il clou è stato lo spettacolo di marionette di Gigio Brunello, che ha messo in scena due inaspettati, Brugnaro e Boraso, che ripercorrono i passi dell'inchiesta corruzione a Venezia. E quel numero? Ah no, del numero di licenza da gondoliere. Quarto presidio d'agosto, come ogni sabato mattina, ai piedi del municipio di Via Palazzo Mestre, con cui Michele Boato di Ambiente Bene Comune e il mondo dell'associazionismo cittadino e non soltanto si riunisce attorno al tema: dopo le non dimissioni del comune azienda, quale città vogliamo? Il tema di oggi è soprattutto la cultura, soprattutto vuol dire che ci sono alcuni interventi iniziali che abbiamo proprio chiesto a operatori della cultura di Mestre e di Venezia per dire qual è lo stato della cultura a Mestre e a Venezia. Stamane il dibattito sulla cultura e non a caso in scena con il teatro mobile dei burattini la polemica tra satira e ironia proprio sulla delega in capo allo stesso sindaco Brugnaro, raccontando l'agonia del TPM Teatro per Mestre e del Teatro Aurora. Qui dietro c'era un teatro, una volta non c'è più Teatro per Mestre. La conclusione con l'invito di Michele Boato e del comitato di Cassolaro a partecipare sabato prossimo dalle 10 del mattino alla manifestazione contro l'occupazione del suolo agricolo con pannelli solari. Cosa ti devo combinare? No, niente, routine. Contro sbandati e degrado in città serve raddoppiare il personale del SERD e servono almeno una trentina di operatori sociali ed educatori in più. Così dal flash mob di questa mattina a Marghera contro la criminalità legata allo spaccio. Riprendiamoci Marghera, contro lo spaccio di eroina servono servizi e presidi sociali. Manifestazione contro il degrado qui a Marghera, proprio sotto la piazza del municipio. Il flash mob di protesta per chiedere servizi, welfare e presidi territoriali al fine di riqualificare luoghi e spazi abbandonati. Così Marghera Libera e Pensante, l'associazione composta da ragazzi, ragazze e tantissimi residenti, con il suo presidente Michele Valentini. Questa vuole essere una presa di parola per lanciare una serie di iniziative che da qui al prossimo mese faremo a Marghera e per denunciare una situazione che è completamente fuori controllo. A metà settembre a Marghera l'assemblea di quartiere, poi a Ruota a Mestre e così a Venezia.
Il grido d'allarme per lo stato di abbandono in cui si trovano costretti a vivere i cittadini in balia di sbandati criminali e tossicodipendenti. La denuncia. E chi ha il compito di fare altre cose molto importanti contro la diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti in particolare sono il Comune e l'ULSS, cioè la Regione. Quindi la Regione, l'ULSS, dovrebbe almeno raddoppiare il personale del SERD e il Comune dovrebbe mettere in campo almeno una trentina di operatori sociali, educatori, perché questa parte qua, quella sociosanitaria ed educativa, di contrasto e di prevenzione delle dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti è fondamentale. Lavoro necessario e urgente per evitare si possa sedimentare ancora di più una situazione divenuta da tempo oramai più che degradata. Degrado che chiama tossicità, che produce degrado, che crea un'insicurezza e che crea uno stato di sofferenza generalizzato in certe zone della città, e ormai questo riguarda anche Venezia, città storica, no? È diventato insopportabile. Se non si fa questo, il lavoro di chi combatte lo spaccio, il narcotraffico, magistratura, forze dell'ordine viene vanificato. E tra le emergenze sociali in primo piano la questione abitativa, il dramma raccontato in prima persona da Donatella, 56 anni di Marghera, con uno sfratto alle porte e uno stipendio di soli 200 euro al mese. Nei suoi occhi tutte le sue paure rivelatrici di uno stato emotivo giunto oramai oltre lo sconforto. È arrivato alla disperazione. Cosa devo fare? L'ultima spiaggia? Cioè, qualcuno farà se fai un gesto estremo? Vogliono mettere questo alla prova? Lo facciamo? Se pago le bollette non vivo, per cui devo fare una scelta, o mangio o pago le bollette. La depressione di Donatella, scatenata da tutta una serie di interazioni della sua vita che l'hanno portata a una cronicizzazione dei problemi, un grave stato di salute attestato con tanto di certificazione medica alla mano, uno stipendio che non le permette di vivere dignitosamente. Io faccio pulizie presso un negozio a Mestre e prendo 200 euro, oltretutto ci hanno abbassato le ore, da 8 ore settimanali ne faccio 6. Cioè questo è lo stipendio di un mese? Esatto. Ed ora un accumulo di debiti che presto la vedranno senza nemmeno più un tetto sopra la testa. Io ho 56 anni, sono di Marghera e momentaneamente ho un appartamento in affitto da un privato a Marcon. Già aiutata economicamente con circa 300 euro mensili dai servizi sociali, ora non può più contare nemmeno su quell'importo. L'unico a sostenerla per come può, Loris, l'ex marito, che vive con la sua attuale compagna insieme alla figlia avuta con Donatella e il fidanzato di lei. Gli amici ti danno una mano quello che possono, perché ho un amico che mi dà una mano, un amico fraterno che mi dà una mano con qualcosa della spesa, il mio ex marito mi dà una mano, mia figlia mi dà una mano. E dopo cosa faccio? Cioè sto in strada? Donatella si è rivolta a noi per chiedere al Comune di Venezia un alloggio per la sua gravissima situazione di emergenza abitativa, il suo appello anche per un lavoro che le dia pari dignità economica. Io non voglio sorpassare gli altri, sormontare gli altri che hanno più problemi di me, però un aiuto momentaneo finché non mi tiro su. Fiducia e rassicurazione, quello su cui Donatella dovrebbe contare per essere dissuasa da un pensiero divenuto purtroppo più che ricorrente, ossessivo. Chiedere aiuto, io sono stanca, ho anche la mia dignità e mettermi così a nudo davanti a tutti a chiedere aiuto non è facile. La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di omicidio stradale per fare piena luce sull'incidente stradale costato la vita a Romano Darin Pagnetto, 67 anni, di Spinea, e ha disposto l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso. L'incidente è avvenuto la notte del 26 agosto lungo l'autostrada A7. Darin Pagnetto, che stava effettuando consegne per una ditta di Asseggiano, è finito contro un furgone di operai che stavano allestendo un cantiere per la chiusura della corsia di sorpasso, investendo anche uno degli addetti. Un operaio genovese è rimasto ferito, per il 67enne non c'è stato nulla da fare.
Vigili del fuoco giunti anche da Venezia in supporto ai colleghi per spegnere l'incendio divampato in un bosco nel primo pomeriggio sul Carso, in località Lisert, nel Monfalconese. Diverse le squadre dei pompieri in azione. Al momento risulta interrotta la circolazione ferroviaria lungo la linea Venezia-Trieste tra la stazione di Monfalcone e Bivio d'Aurisina per consentire l'intervento dei Vigili del fuoco. Continuano a Venezia i controlli delle forze dell'ordine contro i borseggiatori, osservata speciale la zona della stazione ferroviaria. Nel mese di agosto più di 120 persone sospette sono state controllate dalla polizia a Venezia, soprattutto in zona stazione in funzione antiborseggio. Il bilancio è di 3 fogli di via obbligatori e 6 denunce per inosservanza del provvedimento. I 3 fogli di via sono stati disposti nei confronti di 2 bosniache con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, fermati al Ponte degli Scalzi mentre si aggiravano con fare sospetto attorno ad un gruppo di turisti, e di un rumeno con gli stessi precedenti. Le denunce per inosservanza di foglio di via obbligatorio invece sono scattate per 2 rumeni, 2 bosniache e 2 croate. La divisione anticrimine della Questura di Venezia ha inoltre presentato 2 proposte di sorveglianza speciale accolte ed applicate dal Tribunale nei confronti di 2 borseggiatrici che da tempo gravitavano nella zona della stazione. In aumento anche gli arresti per furti con destrezza, sono 6 da inizio anno, l'anno scorso era stato 1 solo. Ed ora la mostra del cinema di Venezia con la nostra intervista al maestro Giuseppe Tornatore. Il maestro Giuseppe Tornatore esalta il ruolo della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel panorama del cinema mondiale. Quest'anno Tornatore è qui a Venezia con il ruolo particolare, prestigioso e delicato di giurato del concorso principale di Venezia 81. Cosa rappresenta per lei la Mostra di Venezia? La Mostra di Venezia rappresenta forse uno dei festival più importanti del mondo ed è il luogo dove si è svolta gran parte della grande storia del cinema italiano. La grande storia del cinema italiano è contrappuntata a doppio filo con la vita della Mostra del Cinema di Venezia, quindi non si può conoscere la storia del cinema italiano senza conoscere la Mostra di Venezia e viceversa. Com'è la situazione del cinema? Dal punto di vista creativo a me sembra che il cinema italiano stia attraversando una stagione estremamente ricca di energia. Dal punto di vista del sostegno? Dal punto di vista dell'industria, ai giovani registi, del finanziamento e la solita lamentazione perché ci sono sempre grandi problemi e ci sono sempre stati, e oggi con la crisi che c'è ovviamente ancora più evidente, però dal punto di vista creativo è una stagione molto interessante. Molti i momenti indimenticabili della sua carriera. Questa mattina Tornatore ha consegnato a Marco Bellocchio la 25esima edizione del premio Bresson, con cui lui stesso fu premiato nella prima edizione nel 2000, il riconoscimento della Santa Sede. È un film, Nuovo Cinema Paradiso, che mi sorprende sempre perché a distanza ormai di quasi 40 anni mi ritrovo sempre a rispondere a domande su quel film. Dopo tanti decenni la gente ancora mi chiede di quel film, mi esprime apprezzamenti e è sempre una sorpresa che si rinnova da parte mia. Poi è stato commovente anche il suo ricordo che ha fatto qui alla mostra del grande maestro Ennio Morricone. Sì, quello è un'altra cosa, un documentario che ho fatto con molto impegno perché si trattava di un grande compositore, uno dei più grandi compositori del Novecento, ma si trattava anche di un grande amico. Ma oggi alla mostra del cinema di Venezia, il giorno del primo film italiano in concorso, Campo di battaglia. Dove vuoi andare? E piuttosto male, è che febbre alta, e potrei morire. Dai, non spiare. È Campo di battaglia di Gianni Amelio, il primo film italiano in concorso all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questa sera in Sala Grande a Lido, nella giornata scandita anche dall'arrivo di Jude Law e dall'attesa domani per George Clooney e Brad Pitt. Volevo fare un film non di guerra, ma sulla guerra e le conseguenze di una guerra. Per cui ho trovato lo spunto in un libro che ho trovato su una bancarella
È un libro che è uscito parecchio tempo fa e ho scritto una sceneggiatura che poi ho cambiato varie volte, dove il campo di battaglia non era quello dove si spara, ma l'ospedale militare, dove arrivano a centinaia ogni giorno i feriti gravi. E allora io ho pensato che fosse un modo per raccontare la guerra senza che diventasse un'avventura, perché spesso al cinema la guerra viene raccontata con grandi musiche, cinemascopi, cose eccetera, per in qualche modo allontanare l'idea della tragedia. Invece io volevo raccontare la tragedia quasi sempre inutile che la guerra provoca. È un richiamo alla pace, all'importanza della pace. È un richiamo alla fine di tutte le guerre possibili, perché le vittime della guerra, di ogni guerra, sono gli innocenti e le guerre sono volute dal potere. Lo sguardo cinematografico di Gianni Amelio è sempre profondo. Non si fanno i film per i festival, si fanno i film per il pubblico. Poi i festival servono moltissimo per fare conoscere i film al pubblico. Per cui la Mostra di Venezia in questo senso è importantissima. Cannes e Venezia sono i due festival fondamentali. Da parte di Gianni Amelio un saluto a tutti quelli che ascoltano da questo microfono la mia voce. E con il saluto noi ci fermiamo qui, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.